Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno a voi e come sempre grazie 242.513 volte, grazie sempre. Siamo pronti per questo nuovo appuntamento quotidiano, questo appuntamento delle 12 per condividere esperienze, per conoscere il territorio e soprattutto per viaggiare. Sì, viaggiare perché proprio ieri abbiamo conosciuto i nostri ospiti, abbiamo visto e conosciuto le aziende di questi due volti, perché diciamo che noi diamo il volto ai prodotti. Siamo stati nel territorio di Messina, abbiamo conosciuto un artigiano pellettiere, abbiamo conosciuto una stilista, pensate, una stilista che realizza accessori moda, borse, scarpe con materiali naturali, materiali vegan, e quindi continuiamo a parlare di territorio, di prodotti, di rispetto, di ecosostenibilità, e noi siamo ben felici di conoscere le storie e soprattutto raccontarle e condividerle insieme a voi quotidianamente. Noi oggi ci spostiamo nel territorio di Siracusa, dove fra poco intervisteremo i nostri ospiti di oggi. Parleremo di esperienze, di territorio, anche qui due bellissime storie da raccontare, quindi rimanete con noi. Come sempre vi diciamo grazie sempre e grazie ogni giorno. Continuiamo a ricevere vostre mail che anticipano e suggeriscono i vostri progetti. Ricordo che qualsiasi tipo di informazione potete condividerla con noi scrivendo a info@iocomprosiciliano.com. Ed ancora è importantissimo compilare la scheda di presentazione delle vostre aziende che troverete proprio sul nostro form in alto alla pagina, per presentare le vostre aziende, per poter far parte di questo grandissimo database che, come sapete, serve per entrare in connessione, per mettere in comunicazione, lo diciamo sempre, le aziende che producono e i consumatori. Potete farlo, appunto, può farlo chiunque, può farlo l'artigiano, può farlo l'azienda strutturata, quindi continuate a compilare il nostro form. Ed ancora vi diciamo, stanno andando a ruba le nostre magliette, perché siamo usciti proprio qualche giorno fa con il nostro nuovo lifestyle che riguarda anche le nostre t-shirt. Le trovate sulla parte dedicata al merchandising, che non è la parte del marketplace, anzi tra poco ne parleremo insieme. È una parte dedicata al merchandising delle t-shirt, che è shop@iocomprosiciliano.com. E a proposito di marketplace, voi sapete, ci avviciniamo al weekend, abbiamo i nostri soliti appuntamenti con le rubriche Chiedimi pure, al venerdì con Giuseppe Giorgianni, uno dei tre ideatori di Io Compro Siciliano, grande esperto in internazionalizzazione ed anche in digital communication e innovation. E domani avremo con noi, pensate, la nostra referente di Io Compro Siciliano in Australia. È una grandissima donna, pensate, è una delle 10 donne più importanti che l'Italia vanta all'estero per quello che riguarda il business. Infatti è founder di Italian Business Women's Network. L'avremo con noi, parleremo di donne, parleremo di business, parleremo di internazionalizzazione, naturalmente sempre all'interno della rubrica di Giorgiani, e poi al sabato viaggeremo ancora, viaggeremo con sempre la rubrica Chiedimi pure, a cura al sabato di Davide Morici, esperto in turismo, in accoglienza, in spettacolo. Tante sorprese per sabato, anche per sabato e domenica. Ancora abbiamo il terzo degli ideatori di Io Compro Siciliano, il Tour delle Meraviglie con Francesco Caravello. Francesco Caravello che tra l'altro ogni giorno è con noi con l'appuntamento delle 18, che è Aperitivo Social. Bene signori, noi siamo pronti per fare i nostri saluti e dopodiché introduciamo subito i nostri ospiti di oggi. Permettete di salutare Angelo Visione Fotografia, Angelo Giorgianni. Ciao Angelo, un abbraccio a te.
Fausta in Travaia, buongiorno, io compro siciliano. Patrizia Gianquinta, buongiorno a tutti da Catania, ciao Patrizia. John Blandi ci segue da New York, buongiorno Catiusca, buon giovedì a te, bella, ciao John. È un siciliano che vive a New York, ogni giorno ci segue con grande affetto, quindi ciao John. Ancora saluti da Franco Safina e a tutti coloro che stanno entrando in diretta per questo appuntamento di oggi. Bene, voi sapete che stiamo trasmettendo in queste settimane dall'isola di Favignana. Conosciamo la Sicilia, ci spostiamo. Noi oggi andiamo a Noto, siamo nel territorio di Siracusa, Noto. Quanto è bella Noto, capitale del barocco. Sapete il suo centro storico essere dal 2002 patrimonio dell'umanità e ancora le città tardobarocche della Val di Noto. Noto ha un'origine veramente antichissima, pensate, molto probabilmente risalente all'età del bronzo antico, ma mi piace citare, prima di introdurre i nostri ospiti, questa frase del più grande geografo Muhammad al-Idrisi, che scrive testualmente di Noto così: Noto ad una giornata da Siracusa è Nutus, rocca delle più forti ed elevate e città delle più belle. Signori, noi siamo pronti per accogliere i nostri ospiti di oggi. Abbiamo la cantina Marilina, pionieri della coltivazione di vini biologici. Buongiorno, benvenuta e bentrovata. Buongiorno e grazie a voi di Io Compro Siciliano per l'invito. E noi siamo felici e fra poco cominceremo a conoscere la storia di questa bellissima azienda. Ed ancora siamo nel territorio, siamo sempre nella bellissima Val di Noto e siamo con il nostro prossimo ospite, azienda agrituristica biologica Mennuli e Alivi di Carlo Punturo. Ecco Carlo Punturo in collegamento con noi, sta per entrare in diretta. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a tutti, un saluto da qui, da Noto. Beh, allora io comincerei, lo abbiamo fatto adesso durante la nostra prova tecnica, perché in realtà Noto è veramente, è bellissimo, tra l'altro tutto il territorio di Siracusa è veramente una parte della Sicilia meravigliosa, che tra l'altro porta in sé questo ancora aspetto vivo, naturale, ancora come dire, allo stato quasi primordiale. Ne parlavamo poc'anzi con Marilina, ne parlavamo con Carlo, perché in realtà poi loro hanno origini, Marilina di Agrigento, Carlo addirittura abbiamo saputo, ci sono origini palermitane, però pensate abitano veramente in un territorio incredibile. Cominciamo dal racconto proprio di Marilina. La cantina Marilina, pionieri della coltivazione di vini biologici. Parliamone insieme. Sì, noi con mio padre arriviamo nelle campagne di Noto nel 2001. Mio padre è stato, diciamo, direttore di produzione ed enologo per diverse cantine, per grandi cantine in Sicilia. E conosceva molto bene dal punto di vista pedoclimatico proprio questa zona, perché in questa zona veniva ad acquistare le uve di Nero d'Avola e di Moscato. Durante i suoi viaggi si è completamente e perdutamente innamorato della pietra bianca, del sole che c'è in questa zona. È la parte più soleggiata in Sicilia, è la seconda zona dopo Marsala più ventosa. I terreni, diciamo, sulla quale abbiamo deciso di coltivare sono terreni calcarei, quindi diciamo che tutto questo faceva sì ed era importante per quello che erano i vini nella nostra idea. E quindi abbiamo scelto di piantare radici proprio noi ci troviamo a Noto in Contrada San Lorenzo, quindi siamo a 3 chilometri dal mare, dalla spiaggia meravigliosa di San Lorenzo, e a qualche chilometro in più, ma proprio pochissimo, dalla riserva di Vendicari.
che è una delle riserve più belle in Sicilia. Noi abbiamo iniziato nel 2001 con piena consapevolezza e coscienza di quello che la natura ci dà, che la natura ci dava. Quindi fin dal primo momento abbiamo deciso di cercare già di acquistare terreni in biologico, perché era questo quello che ci interessava, e portare avanti una coltivazione che accompagnasse quindi la terra, senza interventi, senza stravolgimenti. E quindi massimo rispetto per la materia prima, perché noi in Sicilia abbiamo una materia prima meravigliosa e siamo veramente, noi siciliani siamo molto fortunati, perché noi impieghiamo più tempo a sofisticare nelle cose che a trasformare naturalmente quello che già la natura ci dà. Perché abbiamo il sole, abbiamo, come vi dicevo, il vento che ci aiuta, abbiamo tutte le condizioni climatiche per avere una materia prima meravigliosa, così come l'uva, le mandorle, le olive, tutto praticamente. E infatti Giancarlo comincia chiaramente a sorridere, perché adesso il discorso comincia a essere interessante anche per Carlo, e adesso ci spostiamo subito all'azienda agrituristica biologica Mennuli Alivi. Una battuta a Marilina, lei stava proprio dicendo quanto poi è importante mantenere la qualità e soprattutto i prodotti naturali. E devo anche dire, voi questo lo fate proprio come scelta consapevole, perché avete anche utilizzato e utilizzate il metodo ancestrale, che è proprio un metodo assolutamente naturale per rendere poi i vini frizzanti. Poi ne parleremo quando parliamo proprio dei prodotti, Marilina. E invece adesso arrivano dei saluti, e quindi permettetemi di condividere questi saluti con voi. C'è l'Officina Grassicola Siciliana, che tra l'altro abbiamo avuto anche ospite da noi. Buongiorno, io compro siciliano, Katiuska, e agli amici di Mennuli Alivi. Come vedete continuiamo a parlare di prodotti, di territorio, Carlo, e arrivano questi saluti, ancora saluti da Chiara Seidita, buongiorno, io compro siciliano, e agli ospiti eccellenti. Simona Di Bella, buongiorno, un saluto a Carlo Punturo e alla sua azienda bio Mennuli Alivi. Il Faraone Palermo, buongiorno carissima Katiuska, ai tuoi ospiti della bellissima Noto, altrettanto, mi manca l'infiorata di questa piccola e bellissima città barocca. Maria Vita Spallita, buongiorno Katiuska, interessante questo programma che tiene i siciliani informati delle bellezze della Sicilia, grazie per le belle mattinate, grazie a te cara amica. Ancora saluti da Rosaria Anici, buongiorno a tutti voi. Iura Peritore, buongiorno, e ancora Giuseppe Ventimiglia che manda il buongiorno a tutti noi. Bene, Carlo, tu sorridevi poc'anzi e mi permetto anche, mi prendo questa licenza di dare del tu a Carlo Putturo, che è veramente un giovanissimo imprenditore, appena trentenne, pensate, che insieme al fratello gestisce questa azienda. Vi racconteremo anche come nasce questa azienda, ma cominciamo a presentare un po' in linea generale Mennuli e Alivi. Assolutamente sì. Grazie a tutti, grazie per questi messaggi che dimostrano la perfetta vicinanza di tutti i siciliani comunque per la nostra bellissima terra. Mennuli Alivi è un progetto che nasce come un ritorno alla campagna. Nostro padre, Michele Punturo, mio e di Marco, qualche anno fa, dopo che ha terminato il suo percorso professionale, ha detto basta, ora ritorniamo alla terra. Quindi siamo proprio usciti dalla città, abbiamo deciso di acquistare questi terreni nella Val di Noto,
e abbiamo quindi un'estensione di 8 ettari e dedicarci all'agricoltura. Infatti all'inizio, sinceramente, ero un po' dubbioso perché abbiamo studiato, abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando in altri progetti, quindi diciamo, papà, ma veramente sì, facciamolo. E quindi abbiamo abbracciato quest'anima agricola che nostro padre ci ha trasmesso e siamo ritornati alla terra, perché effettivamente non c'è niente di più naturale che ritornare ad amare e a coltivare e anche a lavorare attraverso la propria terra, valorizzandola chiaramente. Quindi abbiamo installato nuovi piedi d'ulivo in un terreno agricolo, biologico, dove già ce n'erano tanti, però per aumentare, ecco, la produttività e anche la qualità del prodotto abbiamo deciso, ecco, di installare nuovi piedi d'ulivo e quindi ora produciamo effettivamente un olio d'oliva che ho anche qui, ve lo mostro. Sì. Si vede bene bene come luce, ok? Ed è un blend che nasce tra l'unione di Moresca e Nocerara dell'Etna, che sono le due principali cultivar che noi abbiamo qui in azienda. Chiaramente non poteva esistere la nostra azienda agricola se non con le mandorle, e quindi abbiamo anche le mandorle di Pizzuta, d'Avola e anche Pascionello, che abbiamo sempre mixato in un pacchettino che chiaramente poi distribuiamo per dare a tutti il meglio della nostra terra, chiaramente, attraverso le olive, attraverso le mandorle, per dimostrare quanto è buona appunto la qualità dell'agricoltura siciliana. Come state sentendo anche dal racconto di Carlo, vedete con quanta passione si racconta il proprio prodotto e quindi la propria cultura, perché poi raccontiamo anche di noi stessi e arriveremo fra poco a parlare anche di cultura dell'accoglienza, di quanto sia importante accogliere i viaggiatori e farlo in un modo assolutamente particolare, emozionante. Ne parliamo fra poco perché le vostre due storie adesso cominceranno poi ad unirsi per narrare insieme dei racconti molto belli da condividere. Permettetemi di salutare Gio Martino che dice la passione è tutto. Ancora Antonio Odonia, buongiorno al gruppo dalla Zagara il Fiore, complimenti a tutti i siciliani che con il loro impegno valorizzano il territorio. E a proposito di siciliani che valorizzano il territorio, il saluto va a Maurizio Tumbinia del gruppo Artisti Nostri Amici. Buongiorno Capiusca, io compro siciliano, buongiorno a te Maurizio. Bene, torniamo un attimino da Marilina. Carlo stava un po' già facendo vedere quelli che sono appunto i prodotti di Mennuli e Allievi. A proposito di prodotti, di etichette, parliamo un po' delle etichette della cantina Marilina. Scopriamo di più. Sì, noi sostanzialmente quello che abbiamo fatto fin dal primo momento è valorizzare i vitigni autoctoni, quindi i vitigni che nascono e che da sempre si trovano nella zona, quindi Nero d'Avola, Moscato e Grecanico. E diciamo di queste tre varietà ci siamo divertiti diciamo, a produrle nei diversi modi. Quello che abbiamo fatto fin dal primo momento è mantenere l'alberello, perché qui in zona il Nero d'Avola nasce dall'alberello e anche il Moscato, e poi abbiamo impiantato delle vigne nuove. In totale sono 60 ettari, i 30 sono vitati e poi abbiamo una piccola produzione con la collaborazione anche dei ragazzi di grano da quest'anno e poi anche noi abbiamo una piccola produzione di olio. Allora, una delle nostre etichette, diciamo, abbiamo diverse linee, abbiamo la linea delle riserve che è una linea che diciamo, a cui dedichiamo molto tempo perché sono dei vini che fanno lunghi affinamenti, quindi ne produciamo veramente pochissime bottiglie e diciamo anche la parte finale, quindi quello che viene fuori dal prodotto, che è questo, e l'etichettamento viene fatto a mano, tutto quello che è lo spago, la gomma lacca, quindi c'è una cura estrema in questa linea. Poi abbiamo una linea che praticamente è quella con cui siamo partiti, quindi è una linea molto fresca con annate molto giovani e di questa linea noi produciamo Moscato, Nero d'Avola, come vi dicevo, e Grecanico.
Poi abbiamo una linea particolare che è la linea dei frizzanti ancestrali. Abbiamo iniziato la produzione dei frizzanti ancestrali da qualche anno ed è stato all'inizio un esperimento. Perché essendo giovane, insieme a mio padre, chiedevo, ma papà, una bollicina sarebbe carina per gli aperitivi. Allora lui poi, rifacendosi a quella che è la sua esperienza, mi ha proposto questo nuovo metodo per noi, però è il metodo più antico, diciamo, utilizzato dai nostri Leggevo che antenati. risale al 1500, Marilina, vero? Cioè un metodo davvero Risale, molto... risale al 1500, poi però, come è successo in tante altre cose, con l'industrializzazione, la sofisticazione in generale, diciamo che questi metodi naturali sono stati messi da parte per tante altre metodi diversi e molto più complicati. Sì, Questo è un metodo semplicissimo, semplice però complesso. Come ogni cosa semplice c'è sempre la parte un po' più complessa, perché le uve vengono raccolte, le uve devono essere sane e mature, vengono portate in cantina, le uve vengono lavorate e otteniamo il mosto. Nel momento in cui il mosto va in fermentazione, controllando il livello degli zuccheri, infatti è lì che bisogna stare molto attenti, sì. controllando il livello degli zuccheri a livello ottimale, viene imbottigliato. Quindi questo mosto imbottigliato continua e finisce la fermentazione in bottiglia. Infatti quando si assaggiano gli ancestrali non è una vera e propria bolla che si sente in bocca, ma è una leggera Sì. effervescenza. Noi diciamo sono i nostri succhi di frutta, perché comunque hai il mosto, la frutta, Meraviglia, questa leggera meraviglia. effervescenza, ed è il vino che effettivamente si faceva una volta. Bellissimo, bellissimo, e tra l'altro sentiamo già durante questo racconto è come se ne sentissimo veramente quasi la delizia, la delizia in bocca. Ma a proposito di questo, mi piace in questo racconto di oggi delle nostre aziende, adesso invece poter unire i due racconti, nel senso, noi abbiamo parlato sicuramente del territorio, abbiamo parlato della cultura, abbiamo parlato di quanto importante poi sia la forte identità che racconta. Ma a proposito di racconto, voi credete fortemente, e quindi la domanda è per Marilina e la domanda è anche per Carlo, voi credete fortemente, così come noi quotidianamente diciamo, in Io Compro Siciliano continuiamo a dire che insieme si raggiungono prima i risultati, che insieme si è più forti per affrontare tutto in maniera differente. E devo dire, anche voi avete fatto rete, avete creduto nel fatto che in maniera sinergica si può sicuramente anche meglio presentare le proprie aziende, presentare il territorio, presentare la propria cultura, al punto che, Carlo, cosa accade? Cosa accade tra la vostra azienda Mennuli Alivi e la cantina Marilina? Accade che decidiamo, ecco, anzitutto di lanciarci in un progetto nuovo che Marilina poco prima ha introdotto, di utilizzare un terreno in comune per piantare del frumento, del grano, perché insieme poi produrremmo anche una bellissima linea di pasta, faremo qualcosa insieme, cioè noi creiamo una rete per dare il meglio a tutti i nostri clienti, chiaramente. E quindi insieme abbiamo creato questo progetto che ci vedrà fra qui a poco, comunque andare a raccogliere il grano, che cosa bellissima e stupenda, e poi creare anche altri progetti, ad esempio noi quando avremo ecco, un'area ricettiva, che chiaramente con Marilina poi andremo anche a proporre un ventaglio ecco, di esperienze uniche, perché vedere come viene prodotto il vino utilizzando questi metodi ancestrali, antichi, è un'esperienza imperdibile. Infatti, già appena Marilina lo stava descrivendo, lo stavo riassaporando anch'io, perché il loro vino è incredibile, perché veramente si va a valorizzare un prodotto che molte volte non dico che venga un po' visto in basso rilievo, però alcune volte non ci accorgiamo di quanto sia difficile trovare nella semplicità qualcosa di complesso, ed è veramente complesso ciò che appare semplice, quindi è straordinario collaborare con Marilina
e trovarci, ecco, insieme in un progetto comune, perché sappiamo fare rete e vogliamo, ecco, fare rete. Ci sono ancora altri messaggi che arrivano che mi piacerebbe, come sempre, leggere. Allora, l'Officina Brassicola Siciliana. Cantina Marilina, complimenti per la scelta della tecnica di rifermentazione di difficile gestione ma di alto valore sensoriale aggiunto. Grazie, grazie ragazzi, tra l'altro appunto li abbiamo avuto ospiti e siamo sempre molto, molto felici quando si presentano le nostre belle aziende. Alessandra Lamantia saluta, Cettina Arena saluta, ancora Francesco Vaccaro. Ciao Francesco, quindi continuano i nostri amici a seguirci. Bene, la tradizione, l'essenza, identità, qualità, provenienza, questo nuovo lifestyle che deve essere poi il lifestyle, lo stile di vita di noi siciliani, questo brand Made in Sicily che deve continuare forte a portarsi avanti, e noi lo facciamo perché ormai lo diciamo sempre. Io Compro Siciliano è un po' un incubatore di idee, un incubatore di impresa. Carlo, il racconto di Carlo, il racconto di Marilina, come vedete si intersecano tra di loro perché c'è questa grande voglia di far vivere l'esperienza Sicilia, con i nostri gusti, la nostra storia. Mi è piaciuto ieri Marilina e Carlo durante ci siamo appunto sentiti per fissare insieme questo appuntamento di oggi. Mi è piaciuto nei vostri racconti poi come venisse fuori il fatto che un altro elemento molto importante, ed è anche fra i progetti appunto del Io Compro Siciliano, è tutto quello che riguarda l'accoglienza. Anzi ricordo che noi stiamo per presentare a breve non solo il marketplace con le grandi eccellenze siciliane, a marchio Io Compro Siciliano, ma anche un portale del turismo che è siost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e una card che è la Sicily City Pass, che permetterà a tutti i viaggiatori di poter usufruire non solo di agevolazioni ma di conoscere meglio il territorio. Mi è piaciuto, dicevo, Marilina, che sia Marilina che Carlo dicevano quanto è importante poi far trovare il viaggiatore lontano da casa a casa, creare tutte quelle condizioni che facciano sentire il viaggiatore nella propria terra, come se fossero a casa loro a visitare le loro cose. C'è questo senso di appartenenza che deve essere trasmessa al turista. È vero Mariolina? È vero Carlo? Sì, assolutamente sì. Noi lavoriamo in cantina già da diversi anni proprio in questo, far sentire chi ci viene a trovare a casa. Arrivano persone da tutto il mondo, quindi a noi siciliani poi non manca il calore. Ed essendo entrambe aziende a conduzione familiare, loro si sentono effettivamente a casa, perché comunque è quello che a noi in Sicilia riesce da sempre, coccolare le persone, farle sentire a proprio agio. I prodotti siciliani della nostra terra non ci mancano, quindi basta veramente poco per farli sentire bene e a casa. E a casa. Carlo, innanzitutto Sì. volevo salutare, Carlo, vogliamo salutare anche il fratello, tuo Certamente fratello? sì, Marco, mio fratello Marco che è qui con me in azienda. Lui è impegnato adesso nelle attività veramente pratiche perché stiamo finendo i lavori all'interno dell'azienda per, come dicevo, per creare un'anima ricettiva che ora magari di cui parliamo tra poco. E saluto anche mio fratello Bruno che comunque è sempre mio fratello e lavora in un altro totalmente settore diverso, però è sempre della famiglia, quindi un bacione anche a Bruno che si trova in questo momento al lavoro, quindi non ci può ascoltare, però poi ci vedrà. Chiaramente io concordo in pieno con quello che ha detto Marilina. Noi siciliani abbiamo la fortuna di essere qui, di essere nati qui, di aver conosciuto la nostra terra tramandata, ecco, dai nostri padri, dai nostri nonni, e chiaramente questo senso di appartenenza
deve essere utile, ci deve servire, perché noi siamo, tra virgolette, biodiversi, perché comunque, ad esempio, questo è un claim che utilizziamo in azienda per identificarci, perché abbiamo qualcosa di in più da trasmettere, da dare, perché la nostra terra ce lo permette, quindi dobbiamo essere bravi a comunicarlo, a farlo sentire proprio empaticamente e non solo, chiaramente, ai nostri ospiti. Quindi è bellissimo trovarsi qui e accogliere come a casa, chiaramente, tutti gli ospiti che verranno. E quindi è straordinario essere in Sicilia e lavorare in questo settore, nell'agricoltura. Carlo, in quello che dicevi c'è anche un po' l'anticipazione di quelli che sono i vostri progetti futuri, giusto? Sì, 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 assolutamente sì. Noi proprio in questo momento stiamo ultimando i lavori dell'anima ricettiva che sboccerà tra un mesetto circa, quindi accoglieremo i nostri ospiti in tre bungalow, in pratica totalmente in legno, ecocompatibili, realizzati con la tecnica dell'eco-bioedilizia, con area solarium, area piscina, per goderci appunto quest'estate bellissima siciliana insieme, brindando chiaramente con i vini di Marilina, chiaramente, bevendo ecco, anche un po' d'olio, chissà perché no, e magari assaggiandolo sui nostri piatti, perché faremo anche una accoglienza completa, funzione B&B per l'anima ricettiva, con possibilità di pranzare e cenare per chi è ospite della struttura, chiaramente. Come vedete, l'essenza della Sicilia e della sicilianità viene fuori sempre dai racconti dei nostri ospiti. Ancora un saluto, buon dì da Namur, Belgio, grazie a voi che con amore, lei è Ida Stagnetta, grazie a voi che con amore e passione mettete il potenziale delle aziende della vostra terra. Bravi, grazie Ida, grazie di cuore. Bene signori, noi siamo arrivati a chiusura. Volevo ringraziare le nostre due aziende di oggi e quindi la cantina Marilina Vini Biologici. Potrete anche visionare il sito della cantina Marilina, giusto? Vogliamo dare il sito di riferimento, Marilina? Grazie a voi e grazie a Carlo, che è uno splendido vicino di casa e compagno. Allora, il sito è www.cantinamarilina.com. Volevo ringraziare Carlo, questo giovanissimo imprenditore dell'azienda agrituristica biologica Mennuli e Alivi, Carlo Punturo, lui, i suoi fratelli. In bocca al lupo e viva il lupo per questo prossimo progetto. C'è ancora un ultimo messaggio che vorrei condividere con voi. Il nostro calore e la nostra ospitalità ci rende più speciali e amati da tutti. Complimenti alla vostra bellissima accoglienza e passione. Da Il Faraone Palermo. Ciao caro, grazie per questo messaggio. Bene, noi invitiamo tutti naturalmente a visionare le aziende, fatelo, contattate, vivete il territorio. Vi ricordo che domani, pensate, saremo da Favignana, saremo in collegamento a Taormina perché abbiamo il dottor Giorgianni, uno dei tre ideatori, Giuseppe Giorgianni, si parlerà di internazionalizzazione del sistema e soprattutto saremo in collegamento con l'Australia, con Maria Angela Stagnitti, nostra referente Io Compro Siciliano in Australia. Pensate, una delle 10 donne più importanti che l'Italia vanta nel mondo per tutto quello che riguarda il business. Quindi vi diamo appuntamento domani, naturalmente tutti i giorni alle 18 l'appuntamento con Francesco Caravello. Bene signori, allora permettetemi di fare così come usanza. Potreste gentilmente avvicinarvi alla camera? Venite avanti. Certo, assolutamente sì. Vieni Marilina, ok. A questo punto è di buon auspicio, lo garantisco, noi usiamo chiudere con i nostri ospiti così. Potreste ripetere con me? Io compro siciliano. Ci piace, grazie per essere stati con noi. Grazie. In bocca al lupo, viva il lupo, questa è la Sicilia che ci piace. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.